Hanno sfidato la pioggia, ma si sono ritrovati risparmiatori, associazioni Federconsumatori, Adiconsum, ADOC ed Ezzelino da Onara davanti alla prefettura di Vicenza per far sentire ancora una volta la voce di chi, con il crack delle ex popolari venete, ha perso i propri risparmi ed ora, oltre il danno, rischia la beffa, quella di una legge per il fondo di ristoro impantanata nelle sabbie mobili dei battibecchi della politica con l'ennesimo rinvio. Stiamo verificando purtroppo che le promesse sia del ministro Di Maio che del ministro Salvini erano solamente a scopo elettorale e non si sono poi, come vediamo oggi, concretizzate in nulla. Eppure, in 3 anni di lotte, manifestazioni, incontri e tavoli, una legge era stata approvata. La legge di bilancio del 2018 era già pronta, bastava eventualmente che il nuovo governo apportasse le dovute modifiche. Il nuovo governo giallo-verde ha rimesso tutto in gioco e l'Europa ha fatto il resto. Intanto, la questione banche slitta lunedì quando è atteso un nuovo incontro. Al tavolo del ministro dell'economia Tria e del premier Conte dovrebbero sedersi le associazioni, ma a quanto pare non tutte quelle della cabina di regia. Al momento però Federconsumatori non è stata convocata, non sappiamo quali saranno i soggetti che verranno coinvolti in questo ulteriore tavolo. Abbiamo partecipato chiaramente a tutti i tavoli che ci sono stati nei giorni precedenti, ma alla fine non hanno portato a nulla. Ma non sarebbe la sola ad essere lasciata fuori dalla porta ed oggi, accolta dal prefetto di Vicenza Pietro Signoriello, hanno presentato un documento e le loro richieste. Chiediamo di essere ricevuti dal Presidente del Consiglio, perché così ha detto, e quindi chiederemo al prefetto che si faccia parte attiva. Manifesteremo le grosse preoccupazioni che abbiamo di questa situazione che non vede, come dire, luce, e cerchiamo di fare la nostra parte sostenendo ogni iniziativa volta appunto a far sì che i soldi che già sono stati stanziati vengano distribuiti al più presto.